Benvenuto al sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta. Benvenuto sindaco qui al Punto Telefriuli. Innanzitutto, come va a Pradamano? Intanto buongiorno e grazie per avermi invitato nuovamente. Ci stiamo riprendendo, oserei dire. Dopo un periodo come tutti di chiusura, lentamente si riprende la vita del paese, la vita del ritrovarsi e della socialità. E questo forse è l'aspetto più importante, più bello che possiamo descrivere in questo periodo. Quindi una vita ordinaria diventa per tutti noi una vita straordinaria di colpo, no? Quasi Torniamo. quasi sembra avere questo recupero dell'ordinarietà, sì, è una cosa straordinaria, è una felicità, la possibilità di ritrovarsi, vedersi, vedere le persone che non sono solamente obbligate a farsi la propria camminata sulla via quasi in maniera disperata, compulsiva, ma iniziano un momentino a riprendere anche altre forme di aggregazione, vuoi che siano al parco, vuoi che siano in un agriturismo e quant'altro. Sì. Bene, allora sindaco, le novità per i pradamanesi lì sul territorio da te amministrato, lavori in corso, se avete qualcosa su PRG. Insomma, come lavori in corso, mantenendo fede a quello come ci eravamo lasciati la scorsa volta, continuano i lavori nelle scuole secondarie, nelle scuole cosiddette scuole medie, e diciamo, mancheranno ancora dei mesi prima della conclusione. L'idea è quella che verranno consegnati i lavori verso fine novembre e puntiamo quindi a fine anno a rimettere in moto quella macchina di amici, di volontari, oltre agli operai comunali e quant'altro, che ci daranno una mano a fare il trasloco e a riprendere quindi a inaugurare queste nuove scuole nell'inizio del 2022, quindi con la ripresa delle scuole post vacanze. Per il resto ci sono altri lavori che stiamo completando, come il centro di riuso presso l'Ecopiazzola di Lovaria, un centro dove tutti quei beni che possono prevedere o si può prevedere un loro riuso, come proprio si chiama questo spazio, e quindi sono beni di cui uno non ha più necessità, ma sono ancora funzionali e funzionanti, possono essere messi a disposizione di altre persone, di altri. Per il resto, completiamo in questi giorni la pista ciclabile che collega Pradamano a Lovaria. In realtà uno dei lavori legato alla pista ciclabile era anche il contenimento delle acque piovane, e diciamo che in questo mese di maggio, che di sole ne ha visto poco, quei lavori che sono stati già fatti hanno pare dato i primi risultati, perché non ci sono stati più problemi di allagamento. Aspettiamo comunque di finire il tutto, e soprattutto sì, sono dei lavori che devono contenere gli allagamenti, non credo che si possa eliminarli del tutto, ma puntiamo a fare del nostro meglio per questo problema Insomma, annoso. il primo collaudo promette bene. Sì. Sindaco, io ho visto che avete il parco, o avete intenzione di fare il parco fotovoltaico, no? Che è una cosa bella, una cosa importante anche. Ma diciamo che non è una nostra intenzione, infatti è quello il problema, è il dove viene posizionato. Allora, il parco fotovoltaico si verrebbe posizionato sulla rotonda di Lovaria, sulla statale 56. In realtà e non è realizzato dall'amministrazione comunale, ma è realizzato da un fondo di investimento internazionale che ha che gli ha dato la disponibilità. A dire il vero, noi siamo favorevolissimi alla installazione di quelle che sono le energie rinnovabili, anche nello spirito di quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea, anche quelle che verranno adesso con l'applicazione dei nuovi piani di sviluppo. Contestiamo il luogo in cui viene realizzato. Ci sono delle case a ridosso. Innanzitutto quell'area lì era destinata dal punto di vista urbanistico a una realizzazione di strutture per lo sport e tempo libero, quindi quelle che potevano essere saune, terme, palestre, campi di tennis, cose di questo genere. Ci ritroviamo di fronte invece a una proposta alternativa che per di più su quell'area scorre un corso d'acqua storico protetto dai beni culturali dal 1989, che è il Roiello, e quindi verrebbe ingabbiato del fotovoltaico. E ci sono poi le vicinanze con le case, l'ingresso al paese, gli spazi di mitigazione, insomma, ci sono delle criticità e noi abbiamo dato la nostra disponibilità, e sicuramente a valutare
le energie rinnovabili, più ne abbiamo già un parco fotovoltaico. Migliore, un posto migliore magari. Una locazione migliore, alternativa rispetto a quella che è stata così proposta dal privato. Ecco, per quanto riguarda i giovani, ho visto che avete una borsa lavoro anche di inserimento dei giovani, quindi Sì, è una vecchia nostra attività che lo scorso anno non si è potuta tenere causa appunto il Covid, e quest'anno la riprendiamo e diamo la possibilità a dei ragazzi di fare questa esperienza durante l'estate, affiancando la squadra degli operai comunali e occupandosi di abbellire, pulire, rinnovare quelli che gli sono gli spazi all'aperto del comune, quindi che fossero le aiuole, le aree gioco, ma anche le stesse, la biblioteca o questi spazi. Qui quindi daremo questa opportunità a 6 ragazzi e quindi che si affiancheranno durante l'estate con turni da 3 settimane l'uno, in modo tale che sia un'esperienza anche significativa, non di pochi giorni, ma un'esperienza di lavoro diciamo, importante, insomma. E comunque è una cosa importante perché avvicina i giovani anche al mondo del lavoro e oggi come oggi, insomma, è una cosa che le amministrazioni che come te perseguono questo fine, mi pare lodevole, insomma, l'iniziativa. Ecco, poi ci sono tante associazioni, no, sportive e culturali sul territorio di Padovano che io ho visto, non credevo ci fossero tante, perché tutti i comuni del Friuli ne hanno tante, no? Però essendo un comune vicino a Udine, come anche il paese di origine tuo, Paese di Prato, eccetera, qualche volta no, si nota qualche problema, invece no. Invece mi pare che lì sta andando bene, le associazioni sono tante, quindi affiancheranno anche la tua amministrazione. Beh, sì, sono molte divise in diversi campi, no? Perché è chiaro che ci sono le associazioni che riguardano l'aspetto sportivo, che possono essere della pallavolo, del calcio, della danza, del karate, ma poi ci sono anche associazioni che guardano il mondo della fotografia, del teatro, dei bonsai, e quindi di mezzo poi ci sono tutte le altre, quindi una varietà, e sicuramente anche loro, anche proprio queste associazioni, in questi anni, questo ultimo anno, hanno subito questo stop di attività, e molto probabilmente con la ripresa di tutti quanti, di quella vita che abbiamo detto prima, che sembra quasi straordinaria, ma era ordinarietà, fino a un anno e mezzo fa, stanno riprendendo quelle che sono le loro attività. So che ci sono riprese addirittura i corsi di ginnastica all'aria aperta nel Parco Rubbia, e quindi la possibilità di fare i vari corsi con le associazioni anche stando all'aria aperta, nella speranza che il tempo sia clemente e sereno. Prima o poi arriverà l'estate e il sole per potersi godere gli spazi all'aperto. E loro sicuramente sono una delle parti fondamentali per mantenere una rete sociale, una rete di incontro e anche di supporto, anche nei momenti soprattutto in momenti di difficoltà, nei confronti un po' di tutta la comunità, anche di sostegno sicuramente a un amministratore. Ecco, senti, i tuoi collaboratori dipendenti, mi riferisco, no? E in questo momento forse ha avuto un momento un po' particolare, anche perché qualcuno è rimasto a casa, non so, qualcuno, non so se è anche il vostro caso, e hanno dovuto sopperire a molte situazioni perché le risorse per gli amministratori comunali del Friuli Venezia Giulia sono scarse per quanto riguarda il personale, cioè c'è sempre bisogno di personale. Ecco, tu come sei messo con l'organico dell'amministrazione tua? No, noi abbiamo avuto anni fa dei problemi sicuramente di carenza di personale. Allo stato attuale siamo integralmente coperti su tutti quelli che sono i nostri servizi o funzioni che dobbiamo svolgere. In questo periodo, come tutti i dipendenti pubblici, abbiamo affrontato anche l'esperienza dello smart working, e questo ci ha aiutato in realtà, o ci sta stimolando a rinnovare un determinato modo di operare dell'amministrazione comunale, e andremo quanto prima a studiare quelle che sono delle modalità
online anche per gli utenti, per i cittadini, per rivolgersi al comune, che siano modalità online però semplificate, semplici e raggiungibili. Certo, il comune fisicamente non scompare, non potrà mai scomparire, c'è sempre la necessità di un confronto anche diretto fra persone, però forse introducendo e utilizzando questo momento in cui la parte online, no? Parliamo ad esempio della didattica a distanza, del lavoro a distanza, delle riunioni fatte online, ecco, si può utilizzare anche questo momento per introdurre delle novità su questo tema. Ci stiamo lavorando, abbiamo visto alcuni esempi e speriamo entro pochi mesi di poterli mettere in pratica e quindi di rinnovare un determinato rinnovare o attivare un nuovo rapporto differente, ma insomma che può essere, penso, di aiuto. Magari un'innovazione ci sarà senz'altro. Ecco, senti, per quanto riguarda il nostro governo, che mi pare sono tutti dentro, per cui tranne qualche partito, ma per il resto qualche amministratore si aspettava un po' di più. Mi pare che la situazione non è facile, perché questo dobbiamo anche ammetterlo, ma cosa ne pensi tu, che dal punto di vista politico sei abbastanza introdotto, tra virgolette? Ma, innanzitutto, il governo, nel momento in cui ci sono tutti dentro, io mi auspico, tutti dentro, quasi tutti i partiti che ci lavorano, mi auspico che si pensi sempre più a lavorare per quelle che sono le misure da mettere in campo e non a fare solamente spot, chiunque li faccia. Questo qui, e soprattutto perché non è la condizione, non siamo nella condizione di poterci permettere cose di questo genere. Non so cosa mi aspetto dal governo, mi sono letto vari articoli legati ai nuovi fondi che arriveranno, adesso bisognerà capire come verranno attuati. Mi sembra che i tempi che si sta dando il Presidente del Consiglio Draghi, insomma quelli di chiudere tante parti delle riforme entro l'anno, siano tempi forse anche in questo caso rivoluzionari e innovativi per la politica italiana, soprattutto per per i temi messi sul terreno. Io lascerei lavorare in questo momento più che soffermarmi alla piccola critica o al piccolo dettaglio che forse era meglio fare con una virgola a sinistra piuttosto che a destra. Penso che forse in questo momento c'è necessità di mettere in campo tutte quelle riforme che da tanti anni ci si aspetta. Io ne immagino alcune, sono legate sicuramente alla pubblica amministrazione, al rapporto e alla velocità della pubblica amministrazione, ma sono legate anche a quegli aspetti di carattere, tematiche ambientali su quali tante volte sono mancate le guide. L'esempio prima del parco fotovoltaico, non c'è una linea guida su dove devono o come devono essere fatti questi impianti. Insomma, io lascerei che ci fosse, lasciare lavorare un momentino queste. Bene, bene, bene. Bene, Sindaco, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, sei sempre ben accetto in questa trasmissione. Naturalmente abbiamo gli occhi puntati anche sul tuo comune perché ogni tanto verremo a trovarti per sapere le ultime novità di Ne faremo Pradamano. delle altre di novità. Ne abbiamo in cantiere diverse di novità, alcune Bene, bene. forse alcune anche molto innovative dal punto di vista dei messaggi che lanciano. Vedremo di magari condividerle. Bene, grazie. Auguri a te e a tutti i pradamanesi e alla tua amministrazione, ovviamente. Mandi, Grazie mandi. mille. Andy.